Sì, l'abbiamo fatto quella volta solo su Treviso e questa volta invece abbiamo pensato giustamente di allargarlo in tutto il Veneto, visto la grande offerta di prodotti che derivano dalle varie province. Qui c'è la possibilità oggi appunto per Campagna Amica e tutte le aziende che producono le eccellenze della nostra regione, confrontarsi con quelli che sono gli agriturismi di terra nostra e dare loro la possibilità di conoscere prodotti nuovi, prodotti alternativi e arricchire anche l'offerta nei loro agriturismi. Penso che sia una grande occasione in primis per Campagna Amica anche per sapersi proporre, anche allenarsi a quello che è un po' l'aspetto commerciale, la vendita, il rapporto con il cliente e da parte degli agriturismi allargare quelli che sono le percentuali e i prodotti che negli agriturismi vengono utilizzati nel settore primario. Perciò credo che sia una giornata assolutamente positiva, che vede una grande partecipazione e che fa sicuramente ben sperare per quelli che è il nostro futuro, che è quello di prodotti di qualità legati al territorio e chilometro zero. Tante nicchie, anche tanti prodotti meno conosciuti che però è davvero quasi d'obbligo portare sulle tavole. Sì, qui abbiamo, ripeto, non solo i prodotti che conosciamo, quelli più tradizionali, dai formaggi, ai salumi, all'olio, che sono prodotti straordinari, ma anche eccellenze. Mi viene in mente appunto lo zafferano che viene prodotto a Moriago, piuttosto che le chiocciole che sono prodotte anche sempre in provincia di Treviso, cose che uno non penserebbe mai di trovare, lo stesso tartufo, anche le birre comunque che ci sono di birrifici agricoli straordinari, cose che, ripeto, qui oggi l'agriturismo può confrontarsi, può trovare e può iniziare un rapporto anche di lavoro e di commerciale assieme. Dottor Scaramuzza, nuova legge regionale sugli agriturismi, cosa cambia? Una legge un tanto attesa, un lavoro grosso che abbiamo fatto con la Regione Veneto, con l'assessore Canere e tutta la struttura, cambiano una riduzione delle percentuali di produzione aziendale, che non vuol dire assolutamente una riduzione di veridicità dell'agriturismo o del rapporto di connessione fra l'azienda agricola e l'agriturismo, ma vuol dire sicuramente un alleggerire una pressione che era esistente nella norma precedente. La possibilità di continuare a fare qualcosa che è stato fatto in occasione del Covid, che era l'asporto e la consegna a domicilio, viene reso, porti pazienza, oggi è una giornata pesante, esatto. Viene reso continuativo e lo possono fare tranquillamente, perché prima era solo una questione emergenziale, adesso si può fare sempre, ma non solamente con la visione di asporto o domicilio del cibo, che deve essere fatto esclusivamente dall'azienda, anche la consegna, per mantenere questo rapporto fra il consumatore e l'azienda agricola e l'agriturismo, ma deve essere visto anche come una nuova visione di interpretare il territorio, perché magari un cestino preso in asporto e usato per andare a passare un pomeriggio in mezzo a un vigneto piuttosto che in un bosco di castagni può sicuramente dare una visione diversa di un rapporto con la natura, con l'agricoltura. Poi la possibilità anche di collaborare con la Regione Veneto, ma con anche gli altri enti, nella realizzazione degli eventi di promozione turistica del territorio, utilizzando la figura dei nostri cuochi contadini, la possibilità di veicolare la promozione dell'enogastronomia veneta. Questo sicuramente è un altro passo avanti. Poi altre cose che riguardano più che altro gestioni normative di affinamento e di riduzione della pressione di gestione, quella per esempio della presentazione dei piani agrituristici, che adesso avviene attraverso una SCIA con più facilità. Allora, l'agri-chef o cuoco contadino, come preferiamo chiamarlo noi, è una figura molto importante per il territorio, perché è la persona che a tutti gli effetti porta dalla terra alla tavola i prodotti agricoli. L'agroalimentare è molto importante e diciamo che saper conoscere i nostri prodotti e saperli valorizzare al meglio sicuramente fa del cuoco contadino un valore aggiunto, perché lo saprà anche raccontare, quindi saprà spiegare perché in quel territorio c'è quel determinato prodotto, le sue peculiarità, e quindi siamo anche custodi di quello che è il nostro territorio, cioè le nostre aziende agricole hanno veramente talmente tante tipologie di prodotti che fanno un patrimonio enorme, e farlo conoscere penso che sia la cosa più bella nell'ambito dell'ospitalità, sia per la ristorazione che anche per l'accoglienza e per il turismo.
Chiaramente un AgriChef ragiona seguendo la stagionalità. In questa stagione cosa metteresti nel piatto? Beh, in questa stagione per noi, soprattutto in questo territorio, la fa da padrona il nostro fiore d'inverno, che è il nostro radicchio tardivo, IGP, che ha una lavorazione molto lunga, richiede comunque quasi un anno di lavoro, dalla semina alla messa alla tavola, con appunto dei processi che sono molto impegnativi e che chiedono tanto sacrificio, quindi sicuramente in questo mese, in questo periodo è il protagonista.